Dovremmo fare in modo che di vittime non ce ne siano più. Punta dritto all'obiettivo Mirko Schio, presidente di Fervi Credo, associazione che questa mattina a Mogliano Veneto ha festeggiato i suoi 25 anni dalla nascita. Un sodalizio che punta a non lasciar sole le vittime del dovere, i feriti, i loro cari. In platea c'erano quasi 200 familiari giunti da ogni parte d'Italia in un evento che ha accolto complessivamente più di 500 persone. La prima testimonianza non può che arrivare da chi guida un gruppo di 1700 iscritti. Ero un agente, avevo 23 anni, della Polizia di Frontiera. Durante un controllo notturno di un'auto sono scesi degli appartenenti ad un'organizzazione eversiva che hanno aperto il fuoco verso di noi. Il collega che era con me, Silvio Busato, ha avuto la perforazione del cuore, mentre io ho avuto l'asportazione della milizia di un rene e una lesione al midollo spinale. Presenti in sala le più alte cariche istituzionali e delle forze dell'ordine, tra cui il capo della polizia Vittorio Pisani, che ha ricordato l'importanza della giustizia civile nel riconoscimento dei diritti, con la necessaria riflessione, ha detto, sul criterio di proporzionalità dei benefici nei confronti del danno subito dalla vittima, ma è sul futuro che si gioca la partita più importante. Non c'è futuro senza memoria e noi forze di polizia, forze dell'ordine, carabinieri in particolare, che io oggi ho qui l'onore di rappresentare, dobbiamo guardare ai nostri caduti, alle nostre vittime per poter garantire un futuro migliore ai nostri adepti, ai nostri carabinieri, ai nostri marescialli, ai nostri che operano tutti i giorni a favore della gente sulle strade d'Italia. Le problematiche di feriti e familiari sono legate molte volte anche ad aspetti burocratici e amministrativi, con la difficoltà finale a vedere riconosciuto il proprio status. Io credo che lo Stato debba davvero impegnarsi per fare in modo che ci sia una rete di aiuto nei confronti di queste persone e di tutti i familiari, perché possano poi avere un futuro che sia un futuro assolutamente pieno e ricco, senza dover rinunciare a parte della loro vita solo perché sono state sfortunatamente vittime della loro attività professionale.